Vai. Pa 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 para para. Pa 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 para para. Pa 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 para para. Buongiorno squadra, oggi vi accompagniamo in una semplice passeggiata tra i paesini di Raspano e Collalto per vedere le bellissime fioriture dei crocchi. Ma prima di iniziare un breve messaggio per gli zozzoni che non hanno alcun rispetto della natura circostante. Ecco, breve e senza grandi giri di parole. Via si parte! La passeggiata di oggi, il percorso che abbiamo fatto ve lo mostriamo alla fine del video sulla carta tabacco, è molto semplice e per nulla faticoso. I campi che circondano questi due paesini tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo si vestono di meravigliose fioriture. Dedicare alcune ore per fare una rilassante camminata lungo argini e piccoli boschetti sicuramente è un'ottima occasione per trascorrere ore felici con la famiglia, amici o il vostro amico quattro zampe. La campagna, le fioriture e come cornice le nostre montagne vi riempirà il cuore, confermando per l'ennesima volta quanto siamo fortunati a vivere in questa bellissima regione. Siccome ogni anno sempre più persone visitano queste zone, vi ricordiamo di mantenere un buon comportamento, non lasciare cartacei in giro, camminare lungo i sentieri cercando di calpestare il meno possibile i fiori e non fare troppa confusione, in modo tale che gli abitanti che hanno scelto questi luoghi per la pace e tranquillità ci considerino degli ospiti graditi. Per concludere in bellezza siamo andati a fare un piccolo aperitivo presso l'osteria Mulino Ferrato, un locale scoperto un po' per caso che ci è piaciuto moltissimo, titolare personali simpatici e cortesi, ottimo taglio e buonissimi affettati, prezzi assolutamente in linea con la qualità dei prodotti. Ritorneremo sicuramente per provare la cucina. Pubblichiamo un sacco di percorsi facili e impegnativi. Se avete il piacere seguiteci, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!